cosa programmiamo per i giovani quest'anno? Ci sono ancora gli stage che l'anno scorso c'era, lo sapete, a Ventotene c'era il seminario per i giovani che la Giulia doveva andare, purtroppo poi non è riuscita ad andare e c'era solo, diciamo, lo stage nazionale, no? Mentre di solito c'è anche quello internazionale e poi doveva esserci anche uno stage a Neustadt, che però quello è stato cancellato per ovvi motivi. Quest'anno come siamo messi? Allora, noi abbiamo seminari di 3 livelli, abbiamo seminari regionali di alcune regioni, per dire la verità, quelle in cui i federalisti sono più forti, operiamo questo termine, sono più attrezzati, più coordinati, comunque, soprattutto quelli in cui riescono a trovare anche dei finanziamenti, perché tenete presente che il nostro seminario, i costi del nostro seminario oscillano secondo il numero di partecipanti tra i 10 e i 15 mila euro e ogni anno trovare tra i 10 e i 15 mila euro non è una cosa, ho fatto una cosa facile, no? Allora, i seminari regionali sono quelli Veneto che si tiene a Neumarkt, si teneva a Neumarkt in Austria. Sono quello lombardo che si tiene a Desenzano, sono quello piemontese che si tiene a Bardonecchia, sono quello toscano che si teneva al Pian di Carpinelli, sono quello romano che varia da regione a, scusate, che varia da comune a comune a seconda di accordi che si fanno di anno in anno. Questi grosso modo si è fatto anche in Emilia Romagna un anno, poi l'altro anno non si è riusciti appunto a ripeterlo, mentre altre regioni, cito per esempio la Liguria, non riescono a organizzare un seminario da sole e magari riescono a mandare però un numero superiore di ragazzi a Ventotene. Questi sono seminari di primo livello. Seminari di primo livello vuol dire che si dà una infarinatura insomma, di base sui temi del federalismo, dell'unità europea, del movimento federalista, della nostra battaglia, della nostra storia, eccetera. Quello di Ventotene viene concepito come seminario di secondo livello, quindi un seminario a cui dovrebbero partecipare in linea perlomeno teorica o militanti della gioventù federalista europea oppure ragazzi che abbiano già fatto seminari di primo livello, no? Essendo appunto di secondo livello. Quest'anno sarà da domenica 29 di agosto e si concluderà venerdì 3 settembre. Di solito vi partecipano anche importanti personalità, talvolta anche, penso l'altro anno, in cui c'erano Mario Monti e Romano Prodi, per citare due nomi, ma anche quest'anno, guardate, anche nel 2020, nonostante insomma, tutto quello che è successo, sono stati parlamentari nazionali e parlamentari europei che vi hanno partecipato. Ci sono molte più sessioni di lavoro, una al mattino e una al pomeriggio, quindi i ragazzi lavorano 6 ore al giorno rispetto alle 3-4 dei seminari di primo livello. E poi c'è un seminario che potremmo considerare di terzo livello che si svolge in contemporanea a Ventotene ed è in lingua inglese ed è un seminario internazionale solo in lingua inglese a cui partecipano oltre che un gruppetto di italiani anche naturalmente partecipanti degli altri paesi dell'Unione Europea, non solo, ma anche una decina di rappresentanti da altri continenti mandati dal World Federalist Movement. Ecco, questo grosso modo è il quadro delle attività di formazione che noi facciamo. Mi permetto di sottolineare però che questo, prendiamo il caso del Veneto, che tu la domanda me l'hai rivolta naturalmente credo soprattutto riguardo al Veneto. Noi portiamo ogni anno tra i 30 e i 40 ragazzi ai seminari regionali in Austria, ma io faccio conferenze rivolte ogni anno tra i 2000 e i 3000 ragazzi per selezionare, per far partecipare al concorso e selezionare quei 30-40 poi vincitori del seminario regionale. E quindi l'attività che noi, e stessa cosa fanno in Lombardia, stessa cosa fanno in Piemonte, eccetera, eccetera. Quindi l'attività di formativa che i federalisti fanno nei confronti delle giovani generazioni, in particolare degli studenti del triennio e delle superiori, è molto più vasta rispetto al numero dei ragazzi che partecipano al seminario. Io per dirvi ho fatto già 2 conferenze, il liceo artistico si chiama liceo artistico Munari di Vittorio Veneto, in cui ho parlato già a 400 ragazzi. Adesso ho già altre, fatemi guardare sull'agenda, altri 4 incontri con varie scuole, tra l'altro uno per esempio su di Castelletto di Brenzone, che è una scuola privata, che mi è arrivato tramite l'Europe Direct. Il secondo problema naturalmente riguarda questo reperimento di finanziamenti. Io già per il prossimo anno ho già la sicurezza di 8.000 euro di finanziamento e naturalmente dobbiamo cercarne ancora perché insomma con 8.000 euro non sono sufficienti
per tenere un seminario, ho delle altre promesse e quindi ci adoperiamo con Lions, Rotary, la Commissione Europea di Milano, Europe Direct, eccetera, eccetera, per riuscire ad assicurare. Va da sé che se a livello locale, attraverso conoscenze, non so, nel senso so che c'è un club Rotary, credo anche Lions, anche in Valpolicella, no? Uno ha dei contatti diretti, una borsa di studio costa 350 euro e finanzia la partecipazione di un ragazzo a Neumar. Se qualcuno dico è interessato e conosce delle persone, magari talvolta si propone anche una conferenza sulla tematica europea, adesso ne ho fatte moltissime a Rotary, Lions, eccetera, no? E in quell'occasione si può anche proporre iniziative di questo tipo. Ecco. O naturalmente questo vale anche per banche locali, casse rurali artigiane, imprese. Per esempio abbiamo un'impresa a Cittadella, è un'impresa siderurgica molto importante che si chiama Gabrielli, se ricordo bene, che ci ha versato per un paio di anni delle borse di studio, cantine persino, non so, adesso sto andando su. Ecco, non so se sono stato chiaro, il bando è già a disposizione. Giulia fa già l'università o fa ancora le superiori? Aspetta che ti devo smutare. Vai Giulia. No, io faccio la magistrale, quindi ho già finito la triennale. Ha finito la triennale? Università. Vabbè, allora potrebbe fare il seminario di Ventotene, perché invece il seminario di primo livello è riservato solo al triennio delle superiori, perché capite, alla mia età 2 anni più, 2 anni meno non cambia molto, ma la vostra età 3 anni più, 3 anni meno è un baratro che sì, quindi insomma lei... Sì, ma Giulia era già iscritta per andare a Ventotene, poi per una questione di esami mi sembra non No, sei... perché avevo vinto anche il concorso per fare un seminario a Bruxelles e quindi ho dato la precedenza.